Vabbò, va bene. MJ, how are you, man? Is this the wrong channel or something? No, I think it's the right one. Right? Yes, I think it is, right? Yeah, Alessandro Boccanfuso, Dario, Alberto, Francesco, benvenuti ragazzi. Ho fatto un po' tardi, c'ho un po' di fiatone per un motivo molto semplice. Hanno bussato alla porta, Pidio, hanno bussato alla porta e ho aperto, ho fatto due chiacchiere con la vicina di casa e poi mi sono ricordato che ho un gatto. Ho un gatto in prestito da un amico, io lo sto guardando e ho detto porca puttana, con la porta aperta il gatto può andare dappertutto. Ho chiuso la porta, non trovavo più il gatto. Che si era nascosto dietro a un mobile, non si faceva vedere una roba. Mamma mia, mi sono cacato sotto. Comunque, amici bellini, benvenuti. Mm. Little Rabbit, Maria Elena, Luigi Barone, Luca adesso, Dario ancora, faccelo vedere. E se è nascosto, veramente ve lo volevo presentare. Volevo arrivare col gatto in anteprima tra di voi. Vi maffeti cucina, però non lo vedo più. Aspetta un attimo. In realtà è un cacasotto, è uno di quei gatti cacasotto, non è uno che prende iniziativa e se ne va, si caga sotto e quindi ha sentito il rumore della vicina della porta e si è nascosto e adesso sta tutto, meglio che non mi faccio vedere a questi livelli. Angela, parliamo in giappoletano, com'è giappoletano? Ieri ho sentito per radio Paolo De Genio che ti ha nominato come persona esperta di cui si fida. Alberto, grazie. Sì, sono piccole e belle soddisfazioni, perché ragazzi, io Paolo lo stimo molto, è uno dei pochi, poi al di là si può essere d'accordo o meno, però è uno dei pochi che prova a fare approfondimento e quando una cosa non la sa, non la dice e quando qualcuno gliela dice, come il fatto del Barcellona, del campo, insomma mi ha fatto piacere. Sì, si riferiva a Senesi, che loro nella famosa in Radio Gol, no? La radio ufficiale, loro avevano intervistato questo esperto di mercato, mi pare un dipendente dell'Ajax, e quindi Senesi gioca nel Feyenoord, il dipendente dell'Ajax dovrebbe sapere, mentre il dipendente dell'Ajax diceva che lui di piede era destro, quando poi bastano 5 minuti di video che te lo vedi e vedi che è solo mancino. Quindi, metà giapponese, metà napoletano, non ti posso aiutare. Giollo 2, buonasera. Giovanni, Mariano De Maio, a Torino alla terza. Allora, ragazzi, sì, senza indugio, direi di affrontare il discorso. Andiamo a capire. No, questo è un altro paio di maniche. Se non seguite il gruppo Facebook Napoli, Operazione Sciatalgia, Operazione Nostalgia, non potete capire questo meme che ho fatto. Vabbè, solamente, non lo spiego nemmeno, solamente chi segue può capire questa cosa qua. Gli amici bellini lo sapranno. Passiamo al calendario. Passiamo al calendario perché a capire un momento che sa la polizia, si capisce sempre momenti rumorosissimi in questo quartiere. Si comincia col Parma e ci interessa perché abbiamo almeno io ho fresco e spero anche i giocatori del Napoli il mezzo furtariello che il Parma ci ha fatto nelle ultime giornate con Luseschi, rigori inventati, rigori non dati, insomma veramente brutta roba e quindi speriamo se il Napoli, perché il punto qual è? La famosa frase fatta, le devi incontrare tutte fino alla fine, ma fino a un certo punto, perché in questo momento col mercato ancora aperto, che sarà aperto fino ad ottobre, le prime giornate sono importanti perché è capace che tu affronti 4-5 partite con Koulibaly e poi lo vendi. È importantissimo invece questo fatto di incontrarle al momento giusto, oppure Osimhen non si è ancora integrato e poi dopo si integra. Sono discorsi da fare. Nel caso del Parma, il fresco ricordo di quella partita che bruciava e poi pure all'andata, se non mi sbaglio. Certo, all'andata, se non mi sbaglio, fu quando si infortunò Koulibaly. Quindi è importante che chi resta, chi è rimasto, abbia quel ricordo là e si voglia prendere la rivincita, prima di tutto.
4 ottobre compio 50 anni, speriamo che mi faccia un regalo. Francesco, speriamo di sì, certo, certamente. Roberto Ciambelli, salve a tutti. Nino Falace, Death Punch, Kick Cock. Pure Maximovic, il video cosa intendi? Ah, se resta probabilmente sì. Quest'anno partiamo con un pareggio e carbureremo dalla seconda. Le date dell'Europa League come ci incrocerebbero? Allora, ho visto che mi pare data Europa League è tra Benevento e Sassuolo, se non mi sbaglio. Mi pare una roba del genere. Adesso possiamo fare una ricerca al volo, o qualcuno di voi collegati mi potete far sapere. Ragazzi, siete già 58? A che livello? Bellissima sta cosa qua. Lasciate un like. Lasciate il like a volo sul vostro telefonino oppure su qualche cos'altro. Qual è il giocatore più scarso del Napoli? Al momento il primo nome che mi viene in mente è Luperto. L'ho buttata lì così, perché l'amico Angelo è in questo momento a Castel di Sangro a vedersi degli allenamenti e mi ha fatto un video in anteprima dove praticamente c'era Gulam libero e Luperto si impappina col pallone, non lo serve. Deku, buonasera. Considera il Parma non ha Kulusevski, Gervinho ed altri. Esatto, Death Punch. Il Parma, che poi ha cambiato anche allenatore, se non sbaglio. Io devo rimettermi in carreggiata con le altre squadre perché sto seguendo solo il Napoli. È una bella incognita, ne dobbiamo approfittare assolutamente. 2 fisso, sì, come dice il Pidio. Oltre che col Parma aspetto la rivincita con l'Atalanta, ovviamente, a 613, sperando che gli arbitri fanno i bravi. E poi il Parma si è preso 6 punti. Esatto, no, bisogna prendersi la rivincita, ragazzi. 3 belle accoppiate, terza e quarta giornata, ottava e nona, dodicesima e tredicesima. Sì, queste sono è la particolarità di questo calendario. Non abbiamo dei periodi lunghi tostissimi, però abbiamo le accoppiate delle partite toste. Juventus-Atalanta subito uno dietro all'altra, poi abbiamo Milan e Roma subito uno dietro all'altra e Inter e Lazio una dietro all'altra. Poi ci dovremo un attimo rilassare, ma vi faccio riflettere che le ultime giornate che vedete qua, Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina non si sa perché sta facendo una bella squadra, e l'Hellas, che è un'incognita, sono partite importanti nel girone di ritorno perché queste potrebbero giocarsi la retrocessione. Quindi noi incontreremo squadre che non lasciano punti per strada. Non voglio fare paragoni con altre squadre, ma sotto questo punto di vista non siamo stati fortunati per quanto mi riguarda. Andiamo a vedere ancora i vari commenti, siete tantissimi, che bello. Col Parma 3 pughi obbligatori assolutamente. Per quanto riguarda il modulo, non sei preoccupato di perdere l'equilibrio che finora abbiamo visto con Gattuso in caso di passaggio a 4-2-3-1? Pierfrancesco, ciao. Allora, ne ho parlato ampiamente sul canale, ho fatto un video specifico dove parlo di questa storia del modulo e io ritengo non farti impressionare dal concetto di calcio liquido perché abbiamo brutti ricordi con Liquidotti. Però un calcio fluido, nel senso che secondo me si partirà comunque dal 4-3-3. Gattuso sta cercando di insegnare e di programmare i movimenti del 4-2-3-1 che si può fare in corso d'opera anche con i giocatori del 4-3-3. Esempio basico, se tu nel 4-3-3 i 3 centrocampisti sono Zielinski, Demme e Fabian, Zielinski può salire, Fabian e Demme diventano doppia regia, doppio mediano. Fabian può salire, Zielinski deve scalare insieme a Demme, lo ha fatto proprio con il Castel di Sangro, dove Gaetano andava più sottopunta e che poi è anche un'operazione che tu a prescindere, anche col 4-3-3 puro, tu devi una delle mezziali buttarla al centro a fare l'inserimento e a riempire l'area, in generale. Poi è chiaro, se ti trovi in svantaggio o se ti trovi una squadra piccola che si sta chiudendo in difesa, uno dei centrocampisti lo puoi probabilmente sacrificare per mettere Mertens sotto punta e lì le squadre avversarie non ci capiscono niente. Questo sempre pensando che partiamo con Osimhen titolare. Altrimenti Mertens titolare comunque a prescindere, perché ragazzi, Mertens è ancora il giocatore più forte che abbiamo in rosa, probabilmente, è quello che ha più gol nelle gambe. E quindi abbiamo delle possibilità che dobbiamo sviluppare e dobbiamo imparare. Bulimma Lavagnette, sì, posso aggiornarla al volo, è un po' complicato live, però si può fare. Luigi, allora fammi capire una cosa, Luigi, sei tu dal Missouri che hai scritto a Fabio Del Genio oggi?
Fabio Del Genio, senta a me. A Paolo Del Genio. Perché poi non so se hai continuato a sentire. C'è un altro amico del Missouri che si voleva mettere in contatto con te. Allora, mo, io volevo fare io da tramite. Se questo amico del Missouri, un altro, riesce ad arrivare sul canale, io poi vi metto in contatto in questa maniera qua. Però mi è difficile. Poi contatterò Paolo e vedrò di farlo. Grazie comunque del messaggio, sei troppo carino. È una volta in più che abbiamo costretto Paolo Del Genio a dire il mio nome. Poi si deve imparare che Caffè Napoli non è un bar, ma è un canale YouTube. Però va bene. Allora, Luigi, alla very last phone call. Era proprio l'ultimissima telefonata della cosa. Quindi se te lo vai a vedere su qualche altro canale che le posta poi in ritardo, la 442, ti puoi sentire l'ultimo messaggio. Allora, 63 persone, state lasciando il like, io non li vedo. Li vedo i like? Fatemi vedere se vedo i like, così vi faccio... Vi dico... Non li vedo, però voglio sperare che state mettendo i like. Non lo so, non mi interessa. Ciao Vale, buongiorno, Giovanni Greco, ma l'amichetto con gli occhialini cosa ne pensa di questa storia del cambio modulo? Pensa che ha paura, come me, della liquidità. Però a differenza di Ancelotti, che Ancelotti lasciava troppa libertà ai giocatori, Gattuso si mette là, gli dà in testa e gli dice cosa devono fare. Io per questo sono un pochino più... meno negativo su questa cosa del calcio fluido. Ciao Antonio Desco, Death Punch. Anche se quest'anno in Europa si mantiene il format delle gare secche, è un'occasione troppo importante per provare a portare la Coppa a Napoli. Sono d'accordissimo, anche perché Inter e Juve sono sempre più forti, quindi sarà difficile. Il Napoli deve giocarsi il terzo posto con Atalanta, Lazio, Milan e Roma. Non sarà facile. L'Europa League nemmeno è facile, perché Sporting Napoli, cioè già è uscito, io non so niente, già è uscito la cosa di Europa League, veramente. Pixel, fatemi sapere. Segui Chiariello che di calcio ne capisce pure tutti. Alberto, Chiariello ne calcio ne capisce, ma ultimamente sta in menopausa e ne sta dicendo, dice una cosa, poi dice il contrario di quella cosa la settimana dopo, si contraddice in continuazione, sta un attimo in sofferenza di età. Poi dice cose, ne capisce, sono d'accordo, è uno di quelli che mi piace, però poi si insama solo lui. Valerio, secondo te c'è la seria probabilità che Milik rimanga a Napoli anche fuori rosa? Salvatore, io non credo, perché sarebbe anche un bel ingaggio sul groppone. Però credo anche che De Laurentiis non lo lascia andare per pochi soldi, perché comunque è un attaccante di 26 anni, quasi 27, ma insomma stiamo là. E ce ne sono pochi in giro. Poi adesso che, se è vero come è vero che si parla di Suarez alla Juve, molte cose si sbloccheranno. Che ne so, Suarez alla Juve può portare Lautaro al Barcellona o Icardi al Barcellona, e quindi poi si libererebbe un posto nell'Inter, poi un po', perché poi a quel punto Dzeko andrebbe all'Inter, oppure al Paris Saint-Germain dovrebbero muoversi altre persone. Quindi io credo che su Milik dobbiamo sempre puntare sulla Roma che si voglia liberare di Dzeko, e lì può andare. Buonasera Mzilla. Allora, non bisogna snobbare l'Europa League? Assolutamente no, sono d'accordo. Solo che sono difficili, perché nell'Europa League c'è il Tottenham, c'è il Milan, c'è la Roma, l'Arsenal. Veramente sarà tosta, più quelle che escono dalla Champions League, quindi non sarà facile. Francesco Francese, secondo te quante vittorie farà il Napoli su 38 giornate? Vorrei un tuo pronostico. Aiuto, è tosta dire un numero così, anche perché non sappiamo le avversarie cosa si faranno sul mercato e noi cosa faremo sul mercato specialmente. Però su 38 partite voglio sperare che 26, il numero di Koulibaly, le vinci, e poi una buon 12 pareggi, qualche sconfitta, non lo so, è così complicato fare sta cosa. Hai visto in allenamento Gattuso ha investito Gulam? Era Gulam? Allora io avevo preparato avevo preparato quel video, solo che live non lo posso fare. Però sì, ho visto il Torello con Gattuso che gli entra a gamba, che gli alza il ginocchio proprio addosso. E poi pure il pacchero che dà un mal quit, vai. Gattuso a me piace. Poi
quest'anno lo dobbiamo giudicare come tattico, come allenatore, perché ha la squadra a disposizione, deve capire le partite in corsa, sfruttare i 5 cambi, eccetera, eccetera. Ma come persona e come personaggio, alzo proprio le mani. Alzo proprio le mani. Con Vidal lo faresti il centrocampo a 2. Complimenti, sei bravissimo e competente. Grazie, Livio. Vidal. Allora, Vidal, quello che abbiamo, l'ultimo che abbiamo visto è più attaccante che distruttore di gioco, anche perché l'età avanza e stare appresso ai trequartisti diventa difficile con l'età avanzata. Non è un'operazione alla Napoli, ovviamente, mi, mi affascina l'idea di un giocatore di quella esperienza al centrocampo, perché soprattutto essendo uno di quei, una fase cardine, no, del gioco, quindi dai un occhio al difensore, dai un occhio all'attaccante, non sarebbe proprio male. Poi uno di Cazzim è uno che è odioso, e uno odioso sarebbe anche importante averlo in campo, perché ricordiamoci, ragazzi, che l'unico un pochino più furbo nel campo del Napoli era Callecon. Era Callecon che si prendeva i falli, quelli là meno netti, è il Callecon che sapeva far andare in freva gli avversari, eccetera. L'unico. Poi sono tutti bravi ragazzi, tutti bravi ragazzi. Ciao Bepi, benvenuto. Il tuo parere sul rinnovo di Mario Rui? Alberto, era necessario, al di là del fatto, lo so che tu odi Mario Rui, e io non lo odio. Per me Mario Rui ha fatto un'ottima stagione anche quest'anno, ma mancandoci anche Gulam e non sapendo chi deve arrivare, il rinnovo su quello che ti ha dato garanzie lo devi fare assolutamente. Aumentano, non riesco a leggervi più. 78 di voi, lasciate il like, lasciate il like. Non porteresti su Malquit a sinistra? Credo di no, Lorenzo, perché Malquit è tutto destro e col destro mette anche bei cross. Però poi se perdi quella cosa lì del cross di prima, che si deve girare e deve cambiare piede, perdiamo un pochino di velocità di manovra. Lady Vendetta, Valerio, vogliamo più video? Lady, certo, quanti ne vuoi? Io ne sto facendo più o meno uno al giorno, ma non ti leggo spesso nei commenti, quindi commenta e escono più video. Osimhen ci sarà con il Teramo? Credo di sì, Antò, perché è uno dei pochi che è rimasto, poi sono tutti in nazionale. Inoltre Koulibaly negli ultimi giorni arriva pessimismo da Manchester, che non arriva a ottenere, cioè più che rimanga. Zilla, credo di sì. Pucina! Un bacio a Pucina. È vero, se è vero come è vero che il Manchester sta intruppato nella situazione di Messi, diventa complicato spendere altri 80 milioni, con tutti i bonus, contratti lunghi, è complicato. Ah, pensi che con il Teno giocheremo il 4-2-3-1, Matteo? Io credo che lo proverà, continuerà a provarlo magari nel secondo tempo, dipende da chi è rimasto in effetti. Che poi nella linea 3 chi ci metti? Ciciretti, ci sta Tutino, ma ne mancano troppi, è complicato. Dopo il Teramo l'11 sarà un amichevole al San Paolo con il Pescara e poi il 13 contro... Ah, ok, quindi lo Sporting era un amichevole. Non era già l'Europa League, abbiate pazienza. Ok, sì, bella prova con lo Sporting sicuramente. E anche col Pescara. Commenterò più spesso, grazie. Domenico Golius, Vale, ho paura che non mettiamo quasi nessuno. Domè, è tutto bloccato, la gente non vuole spendere soldi e il Napoli non è propenso agli scambi. E sono anche d'accordo, perché il giocatore te lo devi scegliere tu. E anche quando te lo scegli può andare male. Un saluto a Stanz, Alberto Melluso. Sul Napoli, sui famosi secchi. Ah, che dici? Sullo sfot... vabbè. Sono cazzate, voglio dire, lo fanno tutte le squadre, poi è chiaro, fa male, poi fa male vederlo perché sappiamo che Napoli no, è sempre sfottuta con razzismo, Napoli, monnezza, eccetera, eccetera. Ovviamente, vedi i giocatori del Napoli nei bidoni dell'immondizia, ovviamente scatta il putiferio mediatico. Però anche lì la società che ha risposto in quel modo sui social, non mi piace, veramente ragazzi, io non... attacco la società molto spesso per quanto riguarda le scelte di mercato, e che poi gli errori li fanno tutti, alcune cose le facciamo molto bene, però per quanto riguarda la comunicazione, le scelte social, il marketing, stiamo proprio arretratissimi. Store che non ufficiali che vendono le magliette ufficiali con lo stesso prezzo, che escono prima su Google, colori sbagliati online, leak, veramente è roba brutta.
Francesco Esposito, alla fine KK andrà via, ad oggi sono segmentali dei giornalisti sia KK che ADL che non ha detto nulla, i nomi che girano meglio tenersi i nostri a sto punto, ovviamente meglio tenersi i nostri Francesco, anche con, ti dico di più, anche con un K2 in stile 2020, cioè che non ha giocato bene, è 100 volte meglio di tutti quei nomi che stanno succedendo adesso, no, e poi non posso immaginare che faccia una seconda stagione al di sotto delle sue possibilità. Poi è chiaro, sempre questo dualismo con Manolas, che non è detto che giochino bene insieme, questo poi si vedrà. Via Alberto, complimenti per i tuoi video e live, fatti sentire che ho cercato molto un meeting su video Zoom. Alberto sì, però lo sai, le videochiamate io non le faccio perché perdo troppo tempo, mi insamo e poi col telefono sto sempre a rispondere ai messaggi, non mi posso mettere in videochiamata. Livio Seta, anche se penso a una velocità di Osimhen ci vorrebbe un Jorginho o un Tonali sempre per il discorso del centrocampo a 2. Sì, però anche se vuoi fare il centrocampo a 2 anche più fisicità, perché lo può lanciare Mertens, lo può lanciare Insigne, lo possono lanciare anche i terzini Osimhen, però ti serve fisicità in fase difensiva. Vivo ad Amsterdam, ho visto un paio di volte l'allenamento dell'AIA, anche loro usano i bitori, ma sì, è chiaro, lo fanno tutti, oltretutto con i distanziamenti sociali obbligatori, non li puoi nemmeno mettere nella stessa piscina perché poi mandi un cattivo esempio, anche se sono negativi, quindi è veramente lascia il tempo che trova. Petagna è arrivata a Casteltifano, non vedo notizie, non credo ancora. FM, Vale, secondo te bisogna partire bene perché chi ben comincia, beh, certo Angela, anche per dare entusiasmo all'ambiente. Antonio, secondo te il Napoli cosa può fare quest'anno in campionato? Io prevedo un quarto posto, perché una tra Lazio, Atalanta, Roma e Milan potrà fare un buon campionato, il Milan si sta muovendo bene. Ho visto ipotesi di Sky con il Napoli terzo in graduatoria, bene che non siamo più puntati verso lo scudetto perché non ci siamo, l'Inter adesso deve giocarsi, deve giostrarsi voi lo sentite, no? Che problema che ci sta? È così. Ci punteresti su Petagna? Petagna deve rimanere assolutamente, anche perché con l'idea di Mertens insieme a Osimhen ti serve una punta per fare le mazzate nel secondo tempo, va benissimo. Milik, Under, siamo ai dettagli, trattativa che potremmo definire chiusa, operazione stile Pjanic Charcour, 45 milioni... guarda, avendolo già fatto con Manolas di Avarà, è probabile che il Napoli con la Roma un accordo lo trovi. Su Under sono perplesso, però peggio di Politano non è, per quanto mi riguarda. I due giocatori sono per me equiparabili a livello di valore. Under tira più a porta, Politano più a foglia morta, come diciamo caratteristiche. Politano copre di più, Under non lo so, perché non l'ho visto mai fare fase difensiva. A che piano sto al terzo, Vince? Ma i miei infissi, a parte mo sta aperto, ma i miei infissi non bloccano niente, anche quando sto con le cose chiuse, se sente tale e quale. Ciao Vale, Nello Marano, dalle ultime notizie pare che il Napoli dopo Koulibaly avrebbe evidenziato Socratis, a parte le critiche ma una difesa a Manolas, Socratis secondo te potrebbe andare? Guarda, il fatto che si capiscano, il fatto che parlino la stessa lingua, Socratis conosce Gattuso, Socratis a quel punto dovrebbe prendersi la difesa in mano, dovete capire questa cosa qua. A me non piace, non mi piaceva al Milan, non mi piaceva quando stava al Genoa, non mi piaceva Papadopoulos. Ha fatto esperienza a Borussia Dortmund, Arsenal? Sì. Nell'ultimo anno nell'Arsenal ha giocato poco? Sì. È in fase calante? Assolutamente sì. Imposta bene? Non credo. Però se i due giocatori si integrano bene, se Socratis comanda Manolas, perché Manolas è quello che deve essere comandato, perché ricordatevi, Albiol non c'è più, Koulibaly si faceva guidare da Albiol, da quando se n'è andato Albiol, e Koulibaly che ha la linea in mano. Avete sentito nelle partite senza pubblico, Koulibaly dice aspetta, 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 via! Quindi è lui. Se dovesse andare Koulibaly, serve uno che comanda la difesa. Il giovane Senesi non mi convince sotto questo punto di vista, anche se imposta meglio. Con Socratis probabilmente è meglio perché avendo più esperienza gli altri compagni si fidano. Il problema poi sarebbe che per partire da dietro con Manolas e Socratis hai dei piedi di merda, quindi deve giocare per forza Ospina. Ecco qua, l'ho detto, ho fatto un editoriale.
A meno che poi non l'allarghi sui terzini e dobbiamo capire. Mario Rui, Carbonic che sembra anche fatta. Anche lì, voi mi dite che è un sinistro che gioca col destro, questa la devo approfondire. E Di Lorenzo va bene. Il greco non si capisce di per sé, non si capiscono manco tra di loro. Lo so, anche io ho fatto il classico frase. È una lingua tosta, una lingua morta. Secondo me tutto il discorso sulla difesa non si sta considerando un acquisto che è passato dalla mente in sordina. Ramani, no, ma assolutamente, mi è piaciuto tantissimo al Verona e si prenderà molti minuti, anche perché Death Punch, io credo, Gattuso lo ha provato a fianco a Manolas sulla sinistra e secondo me il ragazzo si può adattare meglio di Manolas sulla sinistra. Ma credo che ricordiamoci che Manolas non è fisicamente molto integro, molte partite le salta tra ammonizioni e acciacchi fisici, quindi Ramani lo vedremo spesso in campo. Possiamo arrivare quarti ma dobbiamo completare dei vuoti. Under escluderebbe Boga e questo non mi piace. Teo I 07 è ovvio, preferisco anch'io Boga a Under, anche se Boga lo devi adattare a destra, ma la qualità. Preferisco adattare Boga a destra con qualità che non avere Under col piede invertito. Comunque Juve alla terza con Pirlo che deve ancora fare di rotaggio una cosa buona. Lorenzo, ci avevo pensato anche io, però abbiamo fatto lo stesso discorso con Juve alla terza l'anno scorso con Sarri che deve ancora rotare e ci hanno dato 4 pallù. C'è anche da dire a culo, perché noi ribaltammo la partita, raggiungemmo il 3-3 e poi Koulibaly fece quella magia nel set. Quindi sono discorsi veri ma che a volte dipende. La Juve avrà l'impatto alla seconda giornata con la Roma, quindi lì vedremo il Pirlo nazionale. Se non vedi like te lo dico io, 65 like al momento, grazie Antonio, 65 like, 88 persone che guardano, possiamo fare di meglio ragazzi, grazie. E se non siete iscritti iscrivetevi, perché siete carini, siete molto bellini. Cosa ne pensi di Pezzeglia? Non l'ho visto bene, se ne parla un gran bene, si dice un gran bene. Probabilmente meglio in fase di impostazione rispetto a Milenkovic, che mi piace a livello di fantacalcio perché c'ha il vizio del gol. Però la Fiorentina sembra che quest'anno voglia comprare più che vendere, Voce Higuain, trattenere Ribéry un altro anno, Chiesa, si deve capire Castrovilli. Pare che insomma la Fiorentina voglia arrivarci in Europa quest'anno. Mi spieghi come ci sono YouTube capre che hanno decine di migliaia di follower e tu stai su 2000? Dario, 1, ti voglio bene, 2, ho cominciato tardi, 3, se la gente spacca i piatti e dice ma come cazzo si fa? Purtroppo fanno più, la gente preferisce guardare quelli là. Si iscrivono, hanno cominciato prima e guardano un secondo e poi chiudono perché hanno sentito la parolaccia e se ne vanno. Quando vuoi fare approfondimento è un po', non è proprio per tutti e quindi sono sicuro che ci sta gente. Fammi sentire a Chista. Ah, boh, ma parli italiano? Ah, vabbè, ma non dici che Milica da muri sotto un tram? Allora mi scoccio. Purtroppo è così. Però pochi ma buoni al momento, io mi sto divertendo perché è un po' di dissing, Ale, un po' di dissing. Mi sto divertendo perché sui commenti io ho più spunti tattici nei commenti da voi che dalle trasmissioni televisive e quindi mi diverto. Sinceramente la partita della Juventus la possiamo pure perdere, quella andata almeno, l'importante della Supercoppa va in gola a Pirlo. Death Punch sono d'accordo, firmo per perdere la terza e vincere la Supercoppa, assolutamente. Anche perdere la seconda e vincere la Supercoppa, assolutamente. Allora, vale secondo me per il centrocampo il nome perfetto è quello che si parla di più, Veretù. Lo reputo molto fatto e completo, inoltre può giocare sia a 2 che a 3, magari venisse. Matteo, sì, Veretù se ne parlava anche l'anno scorso e pare che che Napoli fosse di suo gradimento. Poi il Napoli non l'ha concluso, forse era Ancelotti che non lo voleva, per la sua idea di vabbè ma poi adattiamo Elmas. Purtroppo non è avvenuto. Sì, però può essere che la Roma già si toglie un giocatore che si è comprato l'anno scorso che è titolare. Questo poi diventa il problema. Candreva non credo proprio, ragazzi. No. Mi fa male il cuore entrare alla line iniziata, ma guardasse con buffering. Alessandro, ti ringrazio, non ti preoccupare. Silvio Policazzo, ti devo dire la mia prima. Sulla difesa, secondo me va via solo KK, allora verrà un giovane Senesi, anche perché è vero sostituto è Manolas. Sì, che il sostituto di K2 sia Manolas, l'ho pensato anche io l'anno scorso. Sono d'accordo, però a fianco chi gli metti? Devi confermare che Maximovic e fare coppia Manolas-Maximovic, che non è malissimo,
con Ramani e Senesi dietro mi può anche star bene. Però se poi perdi pure Maximovic ti indebolisci assai, assaissimo. Espulsione di Pandev, non me lo ricordare. Sei bravissimo di sta cosa hai fatto su YouTube, sono fiero di te, grazie Alberto. I messaggi ritirati sono parolacce, non lo so ragazzi, io vi sto perdendo perché veramente siete assai. Una cosa è quando sono in coppia, una cosa è quando sono da solo. Raff Chris, KK deve rimanere. KK non è che se ne vuole andare, però c'è anche dire che questa è l'occasione di fare il contratto della vita e di giocarsi la Champions con una squadra importante, lo capirei. Goretzka, sì, ok, magari, Francesco, magari. Io sono d'accordo su questo. Demmer Ruiz credo sia l'idea di Gattuso. Anche perché ultimamente sta provando anche Zielinski dietro Osimhen come eventualmente vice Mertens e per partire dal 4-3-3. Ragazzi, cose tattiche. Troppa poca considerazione a Lozano. Francesco Esposito, sono d'accordo. Siete due Francesco Esposito? Interessante. Sono d'accordo. Coppia di frecce, sono d'accordissimo, perché te ne scappa uno, l'altro da dietro che segue l'azione. Sono d'accordo. Si può giocare una bella chance sia come vice Insigne sia come vice Politano. Secondo te ancora un Napoli malato? Già Biagio Maresca? Non lo so, Biagio, non credo. Io credo che, capito, se ne va Allan, che probabilmente faceva parte di quelli là un po' ammutinanti. Se ne sono andati parecchi dei senatori, insomma, Cagliacon, Yusai, lascia il tempo che trovo, però è senatore Yusai, fateci quello. Thiago Silva vicino a un'altra squadra, sapevo del Chelsea, poi non ho seguito più. Si stava accennando ad un'offerta del Napoli per Acerbi, che me ne pare? Me ne pare tanto bene perché è mancino, perché ha esperienza e perché è stato il migliore della Lazio. Luigi Della Vecchia! Mettiamolo subito in sovraimpressione, amici bellini, perché Luigi va di... Aspetta che sta scomparendo. No. Eccolo qua. Screenshot perché Luigi, dove stai? Donation, boom. Per curiosità, vorrei capire la percentuale che si piglia YouTube. Ok, lo faccio solo come test, preferisco PayPal. Ragazzi, finanziamo la qualità. Madonna mia, quanto sei bello. Allora, mi pare che YouTube si prenda il 30%. Non so fare il 30% di $5. Però sì, sia negli abbonamenti sia nelle donazioni YouTube si prende il 100%, si prende il 30% o qualcosa in più anche delle revenue dei advertising, della pubblicità. Ovviamente quando andate su questo link qua sotto è tutto un regalo verso il canale. Io vi ringrazio già solo anche per farmelo dire. Quindi 1,5. Grazie Bepi. Sei simpaticino, grazie Nino. Vero, Lozano potrebbe essere la sorpresa. Puoi leggere i messaggi più lentamente. Ci sto provando, Angela, però si accavallano. Si accavallano, per questo cerco di fare veloce. Zielinski nella Polonia fa il sottopunto, ce lo vede bene? Sì, Domè, lo sta provando anche Gattuso. Anche se nella Polonia c'è anche Milik che fa il sottopunta, non ce lo dimentichiamo. Però sì, no, Zielinski può giocare in tutti e tre i ruoli da trequartista, a destra, a sinistra. Anche con Sarri giocava a volte a sinistra a posto di Insigne. Lo può fare. Il centrocampista fisico e vai con il 4-2 fantasia. Sì, Francesco, mi piacerebbe. Le ali devono attaccare, non difendere. Sono d'accordo con Salvatore. Siamo abituati a questo lavoro di Cagliacon e di Insigne. Però se i terzini si mentalizzano e se lo scivolamento dei mediani possiamo anche farcela. Ma quel ragazzino del City che veniva da Barcellona, erano tutte supposizioni. Non me lo ricordo. Alessà. Fammi sapere. Meglio PayPal, sì, grazie Luigi, sì. Spero metta lo zona titolare, secondo me è forte. Secondo me si sta guadagnando minuti, stanno parlando molto. Hermas può giocare trequartista? Assolutamente sì. Bruherd 76. Hermas lo fa pure bene, secondo me. C'ha più dribbling di Zielinski. Kolasinac. Buono. Regista tipo Paredes o Torreira, buoni entrambi. Paredes, tra l'altro, ragazzi, avete sentito? Paris Saint-Germain, Neymar, Paredes e Di Maria positivi.
Qua rischiamo che se le vacanze non finiscono tutti i giovani, perché poi i giovani stanno riportando da asintomatici molti virus in giro e va a finire che ci dobbiamo fermare col campionato. Vale, non penso di avertelo già scritto. Comunque il Napoli, completato lo scambio Milik Under più 15, sarà acquistato il centrocampista successivamente Younes più Nas per prendere Boga. Preparatevi. È bellissimo così. Noi siamo un attimo preoccupati dall'immobilismo, però ovviamente i tasselli si devono incastrare uno dietro l'altro, perché non puoi tenere un numero di giocatori. La stessa cosa, voglio, se voi vi andate a vedere gli youtuber juventini, interisti, dicono tutti la stessa cosa: devono prima uscire giocatori e poi li puoi comprare. Già il fatto che, capito, l'Inter ha preso Hakimi, per esempio, come noi abbiamo preso Osimhen, adesso sono bloccatissimi, devono venderci Candreva, abbiamo capito, ma vendetelo a qualcun altro, non a noi, vendetelo al Sassuolo e dateci Boga, voglio dire, per intrecci di mercato. Ma il Sassuolo prende giocatori giovani, mica. Nandez pure è buono. Carico per l'amichevole, Alessandro Lucchesi, carichissimo, sto male, già pure per quella del Teramo, non vedo l'ora. Penso un po'. Puoi fare un video di pronostico per tutta la classifica e per favore mi farebbe piacere. Antonio, credo che lo farò. Prima che si cominci farò il pronostico, che poi l'anno prossimo faccio la reazione al pronostico, che è una cosa che gli youtuber fanno. Io sto venendo in ritardo su questo mondo degli youtuber, però lo farò e ci divertiremo. Ciao Giancarlo. Se del genio ha detto che Nello, se ne capisci, che direi che è un gran traguardo. Grazie. Come contenuti calcistici trattati sei davvero più interessante. Grazie mille Nello. Grazie. Immobilismo giornalistico, mancano le notizie, ma si sta lavorando sotto traccia. E sono d'accordo Mzilla, sono d'accordo. Anche perché Osimhen è uscita la notizia perché te ne troppi parenti e quindi in qualche modo è uscita, e questi rispondevano al telefono perché erano tutti eccitati. Però molto spesso il Napoli li chiude in poco tempo, esce la notizia quando è già quasi fatta, quindi a meno che sono voci inventate oppure pompate dal giornalista, altre. Poi capita la trattativa che tu vuoi prendere e non va in porto. Vedi Politano che all'epoca e non andò in porto, lo stesso Lobot che il Napoli lo cercava e non andò in porto e poi è andato in porto. Quando intervisterai De Luca più presto su questi schermi sarebbe di un divertimento. Aggiornamento live, 82 like, bene, benissimo, grazie. Lozano Cagliacon e Cagliacon. Sì, ma sono diversissimi, capito? Non li puoi manco paragonare per caratteristiche tecniche. Complimenti veramente Gennaro Padrone, come sopra che è saltato in quel momento, sei il Luciano De Crescento del calcio. È un complimento che apprezzo tantissimo, Gennaro, veramente. Tutti voi che state qua mi state facendo veramente... In inglese si dice you make my time worth it. Cioè il tempo che ci metto ne vale la pena per tutti i commenti che mi scrivete. Cosa ne pensi di Fedele? Fedele, io ne penso questo, è un fenicottero. Fedele, la cosa brutta è che Fedele di calcio ne capisce pure, perché è stato nell'ambiente. Poi il calcio è anche cambiato, quindi ha delle idee un pochino vecchie, però di calcio ne capisce pure, solo che poi campa, altrimenti non lo chiamano a fare discorsi calmi, eccetera, eccetera. Quindi deve dire la storia degli animali, deve dire Cosimino, perché poi anche se sbaglia la gente lo ritwitta e lo chiamano di nuovo. È un modo è un modo. Io se qua mi mettessi a dire Osimhen è una chiava, così, tutti mi seguirebbero, perché poi al primo gol di Osimhen verrebbero sotto a dire: hai visto? Mangiati le parole, mettiti la lingua in... sono scelte giornalistiche, no? Editoriali. Io preferisco fare diversamente, ma così. Todibo, non l'ho visto abbastanza, non te lo giudico. Il problema non è Fedele, ma quelli che lo usano. Esatto, Luigi, ma è come quando mettono la traduttrice che non sa l'inglese. Cioè, che quella la sapeva l'inglese, però si è emozionata perché non lo fa abbastanza. Per me quella è la tristezza, fa il buffone, esattamente. Cosa metterai sul terzo canale? Domenico, allora, i canali sono 4... Sì. C'è Valerio Fluido che è il canale musicale, musica solamente. Poi c'è Fluido, che è il link è Fluido 081, per fare quella cosa di appartenenza, lo lascio così, guarda. youtube.com/Fluido 081, che esce dalla cosa là, però non è cliccabile, devo fare... Vabbè, ma voi lo sapete, lo seguite. E argomenti personali, per esempio esce il discorso del razzismo, non lo metto qua,
perché, bah, qua vogliamo parlare solamente di calcio e di tattica. Discorsi personali in generale, un vlog, una sorta di vlog. Se esce un argomento che non è attinente al calcio ne voglio parlare, perché no? E mi fa piacere condividerlo con voi che mi seguite a prescindere. E poi musica sul canale Valerio Fluido. Meglio Milik o Llorente? Aiuto. Llorente quando era più giovane è difficile da rispondere, perché Milik secondo me è meglio tecnicamente, solo che ha smesso di crederci e quindi anche negli allenamenti ti dà l'impressione che non lo vuole fare più al Napoli. Llorente oramai è un problema fisico, che è troppo anziano ed è chiuovo. Milik ha fatto dei bei gol, ragazzi. Io non me la sento di prendermela con lui proprio a livello di capacità tecniche e fisiche. Salta poco, ma perché ci crede poco. Però non è un cattivo attaccante. Io credo che vada in un'altra squadra e noi lo vedremo segnare, come dall'altro segnava con noi. Llorente ci è arrivato troppo tardi, altrimenti potrebbe prendersi un rigore a partita se ce lo danno. Subscribe to the second channel, grazie, good life. Valerio Llorente era rento pure a 15 anni. Sì, ma sono d'accordo. Io l'ho sempre chiamato il Chiovo. Da quando era la Juve, poi al Tot, l'ho sempre chiamato il Chiovo. E poi te lo ingarra il gol perché fisicamente sposta gli avversari, però. Carbonic e Matvienko centrale. Camine Marché e centrale Castrovilli senza vendere nessuno Bogà. Solo enigmista. Allora, senza vendere nessuno la vedo dura tutto questo. Castrovilli centrale non ce lo vedo perché è un po' troppo propenso all'offendere, è più un trequartista mezzala. Matvienko l'abbiamo visto, non mi dispiace, non è un fulmine di guerra. Carbonic invece è in prospettiva il più forte di tutti quelli là, sulla sinistra, però è molto giovane, quindi gli devi mettere a fianco. Non è Mario Rui che lo deve far crescere, capito? Non stiamo parlando di Mertens Osimhen. Però a personalità potrebbe anche funzionare. Davis, il Bayern l'ha preso a 19 anni. Magari non è la stessa cosa, però siamo là come operazione concettuale. Terzino sinistro di 19 anni che, voglio dire, il Bayern l'ha preso dal campionato canadese. È importante. Reguilon è scomparso, non escono più notizie. Secondo me ce la siamo inventata noi la notizia di Reguilon. Forse non è mai stato Reguilon, ecco. Non è mai stata una vera cosa. Non lo so. O andava preso prima, esatto, come dice Giancarlo. Castrovilli resterà. Giovanni, che ha detto Giovanni, che gli dicono che sia un genio. Chiovente versus Chiovic. Ma sì, quelle sono le. Perché poi il Chiovo contro il Purpo. Milik l'hanno chiamato il Purpo. Eppure ci sta. Speriamo di avere più rigori quest'anno. Nella scorsa stagione, senza esagerare, con qualche rigore in più avremmo potuto avere 6-7 punti. 6-7 punti non è un'esagerazione. Ci sta tutta. Puoi arrivare anche a 9 per me. Vale, chi prenderesti al posto di Allan? Uno grosso. Io prenderei Milinkovic-Savic. Lo so che non si può fare. Andava bene anche che sì. Considerando che il Milan ha preso Tonali, Bennacer l'hanno preso da poco, stanno provando a riprendere Bakayoko, tu su che sì potresti anche farcelo un pensierino, che Gattuso conosce, però non so se ci abbiamo mai pensato, Come Sesto che sì, per me è tanta roba, non gli devi far fare il titolare, ma è un buon rincalzo. Oggi è il mio compleanno, Sergio, auguroni. Quanti anni fai? Non so, ma Under non mi convince, preferisco Bogà, Luigi, anche io, anche noi in generale. Regulone è tutto fatto col calciatore, però bisogna vendere Isai e Gulam. Zilla, tu mi stai dando degli scoop. Carbonic a destra non lo so, però, perché Carbonic gioca a sinistra, poi è di piede destro, quindi probabilmente si può adattare meglio. Ma a destra io credo che stiamo bene con Macqui e Di Lorenzo, Poi resti con Rui e Reguilon, va benissimo. Faccio cazzo. La mia risposta è faccio cazzo. Se prendessimo noi Bakayoko, sì, anche. Non penso sia facile che il Chelsea lo molli a poco, però. Ricordati che a noi serve un sesto. Questo è il problema. Sì, Tonali voleva andare a Milano, non è colpa nostra.
Mi dispiace che il Napoli non faccia colpi alla Roma con Pedro o l'Armeno che ti danno il colpo e soprattutto fanno da chioccia. Sognavo un Fabregas a Napoli e poi vedere bocciare Zie fa. Sì, France, come in linea generale hai ragione. Però vedi pure che per esempio quando la Roma ha preso Pastore, tutti quanti abbiamo detto a Roma piglia il giocatore forte. Pastore è stato uno di quei flop, non so quanto gli hanno dati all'anno, ma ha giocato 4 partite in totale, un assist, un gol, bye. Lo stesso Perotti che è fortissimo, però sta sempre infortunato, è un poco... sono rischi, come l'Inter con Godin, non se lo è trovato per tutta la stagione e poi se lo è trovato nel finale di Europa League, dove ha fatto un'ottima Europa League, però poi nella finale ha cacato purissimo. Che con tutta l'esperienza di Godin, eccetera, eccetera, ma alle volte non basta. Prendiamoci Wendel, non te lo giudico perché non lo conosco bene. Prenderei Torreira anche io, senza dubbio. Torreira poi è un nome che si rifà spesso con il Napoli. Infatti Carbonic verrà come prospetto giovane quinto terzino e può giocare su ambo le fasce. Ma sotto questo punto di vista mi piace l'operazione, se è così, Ugraunar. Elpidio, tu quando fai poi i soprannomi, io poi me li dimentico, devo tenere una lista qua. Il dualismo Meret-Ospina. Francesco, tu hai centrato il punto. Io devo capire. Allora, l'ultima notizia era che Meret già in orbita Inter per l'anno prossimo. Ora, sapete perché esce questa notizia? Non perché già sia fatta, eccetera, eccetera. È perché l'Inter ha un portiere anziano. Allora, quando c'è il portiere anziano in una squadra di vertice, si guardano gli altri portieri che non stanno... notizia di mercato, suggestione di mercato, parrebbe che l'Inter abbia bloccato. Perché? Perché il Napoli, se avesse puntato tutto su Meret, questa notizia non sarebbe uscita. Vera o falsa che sì, perché poi potrebbe essere vera. All'Inter un portiere servirà. Però ecco perché esce. Poi, parere mio personale, Meret ha fatto dei miracoli, ce li siamo dimenticati, ha fatto delle parate incredibili, è lungo ma cade velocemente, tra i pali è straordinario Meret, ha fatto miracoli. Ospina ha fatto ottime parate, forse meno no, anche qualche miracolo me lo ricordo di Ospina, ragazzi, però è più Kurt, quindi qualche parata in allungo l'ha persa e molti hanno detto questa cosa qua. Per quanto riguarda il partire da dietro, Ospina, vedetelo negli allenamenti, quanto la squadra si fida di lui con i piedi. Oltre che Gattuso, è la squadra che si fida. Io vedo Manolas coi piedi Wagyu, va nel panico quando ha la palla tra i piedi. E ovviamente va nel panico Yusai, va nel panico Di Lorenzo, Mario Rui. Vanno tutti nel panico quando c'ha la palla coi piedi. Poi la dà indietro a Ospina, si rilassano, Ospina e la passa meglio. Allora io capisco che noi dovremmo, per società e per investimento fatto, puntare su un portiere che è il migliore giovane italiano che ci sta al momento. Però pierde partite. Se Manolas fa una cagata e corri là, a meno che non rinunci al fazzoletto, rinunci completamente al fazzoletto e dici a Meret di spazzarla, oppure glielo insegni. Sono fondamentali che si possono anche insegnare, migliori e ti conquisti il posto perché sei migliorato. Questa cosa si può fare. Ma non ho visto portieri migliorare tantissimo a Napoli. Poi potrebbe essere una questione di preparazione dei portieri o del fatto che arrivato in Serie A quello che sei, puoi migliorare poco. Allora o la lanci lunga e qualcuno prende le seconde palle, Osimhen lotta di testa, su un rimpallo cerchiamo di essere più corti sul rimpallo, altrimenti il fazzoletto ci farà soffrire anche quest'anno. Non riesco più a respirare. Allora, 81 di voi, lasciate il like. Guardando i nostri probabili diretti concorrenti, l'Atalanta ripeterà l'esploit. L'Atalanta sta facendo buon mercato, Un'altra volta. L'Inter, il Milan, la Roma, insomma ce la possiamo giocare. Secondo me ce la possiamo giocare. Sulla Roma non sono convinto. Si stanno comprando tutte le scartine nostre. Il Milan ha confermato Ibra. Già questo significa che hanno un allenatore. Mini dissing tattico, perché secondo me è Ibra che mette la squadra in campo. L'Inter si deve giocare per lo scudetto, non c'è proprio dubbio, con la Juve che
spero io abbia delle difficoltà con Pirlo, ma alla fine siamo alle solite, i giocatori la risolvono da solo, se non la risolvono i giocatori la risolvono quindi dovete considerarle fuori dai giochi quelle là, e noi ci dobbiamo giocare la terza cosa. Pronostico una classifica finale, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Atalanta, Lazio. Parliamo di acquistare per forza un centrocampista, ma Elmas lo vogliamo vedere un po' più in campo. Sì, pure io, pure io. Ma il centrocampista che deve arrivare dovrebbe essere il sesto centrocampista. Buon centrale di 23 anni. Vendere, lo devo andare a guardare, non lo conosco. Per me il Napoli viene troppo sottovalutato ormai, alcuni credono che la Roma sia più forte. Io non credo che la Roma sia più forte, Rix Dani. Credo che il Napoli, oltretutto, c'è continuità. Adesso con Gattuso, l'anno scorso c'era continuità con Ancelotti, però Ancelotti ha fatto la qualunque tatticamente, quindi secondo me se i giocatori ascoltano Gattuso per bene possiamo giocare bene dall'inizio. Formazione ideale 4-2-3-1, titolare e sostituti con gli acquisti che vorresti tranquillamente fattibili. Luciano, ti invito anche a iscriverti al canale se non lo sai già, perché l'ho fatto il video del 4-2-3-1. Avevo all'epoca, penso, proposto Gabriel, che l'abbiamo perso. Di Lorenzo, con i giocatori che restano, ovviamente io metto ancora Koulibaly, perché ovviamente è così. Di Lorenzo io li metto ancora insieme, pensate, Manolas e Koulibaly, perché sono convinto che insieme possono anche giocare con Koulibaly che si piglia la difesa in mano. Sono convinto, perché non è Ancelotti che gli dice fai quello che vuoi tu. Gattuso gli dice fai questo. Quindi secondo me Koulibaly potrebbe anche riprendersi la difesa in mano. Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Koulibaly. A sinistra devo metterti lui per il momento, a meno che non c'è un exploit. Regulon, se ci dicono che è lui, ovviamente. I due di centrocampo, al momento direi Demme Fabian. E io avevo previsto quella là offensiva con Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen. Ovviamente è un pochino difficile mantenere l'equilibrio sotto questo punto di vista. Ci sono due varianti: mettere Mertens a destra così come gioca col Belgio e Zielinski sotto punta o Elmas sotto punta, in modo tale che tu puoi immediatamente passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con gli stessi interpreti, se hai bisogno di farlo per l'equilibrio. Oppure puoi mettere Lozano a sinistra al posto di Insigne, però vabbè, lo sappiamo che Insigne alla fine sarà titolare. Politano a destra, sì, ovviamente dà un pochino più di equilibrio con Mertens sotto punta, ma sotto punta ci può giocare anche Elmas, e quindi con Mertens anche punta. Non ci dimentichiamo che Mertens punta centrale fa un sacco di gol. È difficile, è difficile, è difficile. Abbiamo più problemi in difesa, come vedete, perché i dubbi sono quelli. Nella sigla della Serie A per il calendario la Juve alza la Coppa Italia, non noi. Mariano, ma che cosa mi stai dicendo? Ma veramente? Aiuto. Aiuto. Qual è l'obiettivo del Napoli? L'obiettivo del Napoli è qualificazione in Champions e finale di Europa League. Almeno questo è quello che vorrei io. Poi la finale si può sbagliare. No, ce lo dicono sempre, è importante, però in finale ci devi arrivare. Vediamo pure noi. Solo penso che con mercato che verrà completato nelle prossime settimane la situazione KK rimanga questa. Possiamo puntare allo scudetto o all'Europa League. Scudetto è difficile, Anzilla, però tutto può essere, Tutto può essere se gli arbitri fanno il loro dovere. Ah, l'ho detta. Credi che la Lazio e l'Atalanta possano ripetere? Non credo entrambe, Vince. La Lazio poi sta comprando una panchina, perché purtroppo si è parlato solo di David Silva per 2 mesi e poi non è andato. Fabian ha i margini per diventare un campione, ma pure un flop totale. Sono preoccupatissimo. Lorenzo è solo lento nel gestire la palla, poi è proprio forte Fabian. Io veramente è uno di quelli che bestemmio di più, perché so quanto vale e so quanto tutto il mondo ce lo invidia. Se si svegliasse sarebbe esageratissimo. Alla fine quale maglietta ti compri? Sosuke, grazie per la domanda. Ragazzi, io non lo so se ce l'ho ancora qua. Faccio un aggiornamento sulla questione magliette. Allora, voi vedete qua cosa succede? Questo è su Amazon.it.
perché sullo store di sscnapoli.it, tra l'altro il sito ufficiale è .it, non è .com, che schifo, ma andiamo avanti. Sullo store la replica dei portieri non c'è. La replica dei portieri sta qua. Anche perché funziona male il tasto ricerca sullo store del Napoli. Io voglio... Maronna mia, se avessi sotto mano il responsabile dell'area del marketing... Lasciamo perdere. Allora, mi piace assai il colore beige invece del colore oro con la scritta Lete Rossa. Mi piace assai. E con i dettagli azzurro Napoli. Quindi, purtroppo questa sta su Amazon.it e non su Amazon.com. Su Amazon.com non hanno aggiornato le magliette nuove, mannaggia tutto coso, come siete in ritardo, maledetti. Comunque, se uscirà su Amazon.com o se da Amazon.it con il mio account posso anche ordinarla, non lo so, devo capire un pochino come funziona perché sono due situazioni diverse. Probabilmente opterò su questa qua perché io cerco sempre di differenziare gli anni. Ho comprato quella azzurra l'anno scorso e quindi non volevo comprare quella azzurra anche quest'anno, anche se la replica di quest'anno azzurra ha un azzurro diverso, un po' più scuro, che non mi dispiace tantissimo. Devo dire la verità, anche qui incongruenza. La maglietta Fit Combat è questa qua che vedete, bella stretta azzeccata in wall, mentre la maglietta, quella là, replica, è questa qua che vedete che ha una vestibilità diversa. Dopodiché la maglietta replica della prima maglia ha una vestibilità ancora diversa. Ma è semplicemente un fatto di grafica. Io non sono un grafico, mi diverto con Photoshop, lo sapete, faccio le cose mie per il mio sito, per le cose così. Cioè, non lo so, lascio a voi il giudizio, ditemi se non è coerente a livello di colori, che funziona, la scritta non è troppo grande, non è troppo piccola, la modella è cinesina, non lo so, ditemi voi se non potrei fare io il grafico per loro. Vabbè, lasciamo perdere. Dissing totali, Nicola Lombardo. Hai visto le tute? Le ho viste, le tute non sono male, però non mi è mai piaciuta la vestibilità in generale della tuta. La ragazza è una modella di New York, non è vero, è una modella standard sul mio sito. Formisano, il direttore, ma Formisano mi sta pure simpatico a differenza di Lombardo, è solo che deve circondarsi di professionalità, non possono fare tutti una persona. Hai fatto l'application per la sezione marketing, se mi prendono primo obiettivo maglia rossa, logo azzurro. Grandissimo Lorenzo, facci sapere a tutti noi. Ma leggi commenti a caso, Ginevra, siete assai, quindi io li leggo così come mi escono. Poi se invece sto parlando, sto guardando l'altro schermo e quindi non li leggo. Qual è la squadra di Serie A più simile al Napoli? Didio Meteo Lungo. È difficile da dire, sai? Se il Napoli comincia a giocare col 4-2-3-1, il Sassuolo di De Zerbi potrebbe essere simile. Come idea di gioco di partire da dietro ci può stare la comparazione. Ma è vero che la K vuole fare una maglia del Napoli bianco-nera? Non lo so e non credo possa avere senso. Non lo so. Io ricordo feci per scherzo nell'anno dei 91 punti feci la maglia Lete della K bianco-nera, così ci danno i rigori, diciamo, un poco prima di quando lo disse Sarri, no? E poi Sarri se l'è negato. Se lo nega perché è un povero uomo, è un poveretto. 4-2-3-1 impraticabile con questi uomini, servirebbero due grandi centrocampisti e difensori affidabili. Sui difensori sono d'accordo, anche sui grandi centrocampisti è chiaro che ti scopri un pochino, ma ricordati pure che il 4-2-3-1 non è altro che un 4-4-2, con i tre a centrocampo siamo più coperti, è vero, c'è più equilibrio, è vero, però si può fare. Secondo me si può fare anche con i giocatori attuali se i terzini fanno una grande stagione e se i vari Lozano, Insigne si fanno tutta la fascia, secondo me si può fare. La K farà una quarta marcia a striglie stile Abiceleste. Quello l'ho vista,
Zilla, l'ho vista. Dicevo che per me siamo tutte e 6 là come valori. Inter è scarsa, Juve in crisi, può lottare per lo scudetto, addirittura non andare in Champions. Ginevra, amen dico io, ma Inter scarsa non credo proprio. La Juve in crisi ti posso anche capire, nel senso che deve svecchiare tanto, i giocatori sono molto anziani e c'è sempre questa cosa che decide Ronaldo. Se adesso si prendono... Sì, si riferiva alla milanese. Upamecano credo sia nell'orbita Chelsea, anche lui, o Liverpool, non mi ricordo. Non credo che sia in crisi la Juve. La Juve deve semplicemente svecchiare e lo stanno cominciando a fare. Hanno preso l'americano, McKennie, hanno preso Kulusevski, piano piano svecchiano. Ancora non hanno trovato la punta centrale però. Perché se piglia Suarez, allora per un altro anno vuoi vincere lo scudetto a mano bassa e perdere la Champions. E questo vuoi fare. Che si dice che vogliamo vendere Demme? Non ci credo, Mariano. Non ci ho mai creduto. Mi sembrerebbe una follia. Non ha senso. Poi Demme nel 4-2-3-1 ci gioca benissimo. Quindi non... Inter sopravvalutata da un certo punto di vista, sì. Però i giocatori sono forti. E dato che Conte non è che stravolge tanto, li mette in campo quadrati. E i giocatori molto spesso indovinano la sponda di Lukaku e segnano. Sono equilibrati, capito? Koulibaly e Milik sono in uscita, mercato permettendo, quindi se il mercato permetterà le uscite noi sapremo come sostituirli. Speriamo in fretta. Secondo te il Napoli costruisce il Napoli tutto intorno a Insigne? Se fosse così sarebbe un grande limite. Ma non credo che sia costruito intorno ad Insigne. Però è stato difficile negli anni trovare di meglio. Insigne alla fine, Stuart o Muert, risulta sempre uno dei migliori della stagione in maniera complessiva. È il capitano e quindi ovviamente risulta anche più titolare degli altri. Però ti ripeto, se Lozano avesse fatto un exploit, avrebbe giocato di più e si sarebbe preso più minutaggio. Se Insigne è sempre migliore anche a livello fisico, che non si stanca mai, gli allenatori fanno affidamento su questi giocatori qua. Vi lascio il piede, un bacione. Dopo avete finito, non è che prima... cercate qualche CCCP, la pagina del Comitato Comunista Calcio del Popolo, andate a seguire su Facebook. Se ADL ti stessi ascoltando, quale giocatore gli chiederei? Thiago Silva anche se penso sia andato al Chelsea. Thiago Silva al posto di Koulibaly, Milinkovic Savic al posto di Allan e ti giochi lo scudetto. L'ho detto giusto quei due, poi sì, pure il terzino sinistro, però giusto quei due già ti giochi lo scudetto. Parlo anche di Modolo, costretto a giocare con gli esterni perché Lorenzo non riesce ad adattarsi da trequartista. Da trequartista no, però lo può fare il largo a sinistra. Ah, ho capito, dici sì, tutto intorno a lui perché lui, quello è il ruolo suo e non si può adattare. Ci può stare come considerazione sotto questo punto di vista. Però io credo Insigne è meglio averlo che non averlo. Che poi alla fine giocatore simile Younes, giocatore simile Politano, alla fine Insigne è sempre più decisivo di tutti gli altri. È ufficiale al Chelsea e allora non se ne va a fare niente, non fa niente. Allora pigliamoci Romagnoli o Acerbi. Meglio Acerbi che Romagnoli è più giovane, sarebbe meglio. Però Acerbi, se vuoi vincere lo scudetto quest'anno, prendi Acerbi. Quali sono le regole se si trovano positivi al Covid? Fermo il campionato? Non credo, ognuno, però... devono poi fare la quarantena tutti quanti, prendere la febbre, tamponi a morì. Non lo so come è il protocollo. La Juve deve vincere il 10° scudetto a tutti i costi. Nello purtroppo lo penso anche io. Che fine ha fatto Pepe? Penso sempre all'Arsenal, che lo bestemmiano dietro perché Acerbi è un altro fascio. Allora no, allora preferisco Romagnoli. Qua Gennaro, qua andrò in difficoltà con Petagna, te lo dico prima. Andrò in difficoltà perché Petagna farà qualche gol, io esulterò però con riserva, perché il ragazzo ha sbagliato delle cose, e quindi io là sono poco... Non vorrei mischiare i due argomenti, veramente non vorrei, però ci sono alcune cose dove... non transigo, e in quel caso non transigo. Eddie Constantine, per me Koulibaly non va venduto... Ci sta la stagione giusta, ma certo, quello uno non lo venderebbe per la stagione brutta
Eddie, ma solo perché ha mercato e perché vuole andarsi a far giocare la cosa della carriera, insomma. Meret di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly, Hernandez del Milan. Hernandez è forte ma non te lo vendono più. Milinkovic, Fabian Boga. Sta Vincenzo. Vincenzo, io ti voglio bene, lo sai. A proposito, fammi un acuto. Vincenzo, tra l'altro, è un grandissimo cantante, ragazzi. Fa il tributo a Freddie Mercury, tributo ai Queen, Freddie Mercury, come pochi al mondo. Non puoi mettere Milinkovic, Savic, Fabian e Boga a centrocampo. Pigliamo 600 gol. Te lo dico prima. Anche Politano, Gennaro. Vabbè, allora mettiamogli la maglietta della Lazio addosso e non ne parliamo più. Niente, ragazzi, su Petagna, per chi non lo sapesse, per chi non seguisse queste cose qua, che sono un po' di gossip politico, ci sono delle foto dove lui, diciamo, endorser di capi di abbigliamento di gente di Casa Pound. Non voglio andare nel dettaglio perché non so i nomi, non so le cose, però insomma, quando tu accetti un brand devi vedere da chi ti sta arrivando, perché altrimenti leghi la tua immagine a personaggi che non è solamente una questione di abbigliamento, ma anche una questione politica, perché facevano troppo parte delle stesse società, e quindi ci sono state delle accuse. Poi non lo so se lui le ha smentite, se ci sono state delle frasi di circostanza dopo, però è rimasta nell'aria questa cosa del fascismo. Quindi gli insostituibili per me al momento sono Di Lorenzo. Guarda, nessuno è insostituibile. Cioè, Di Lorenzo perché è meglio di Malqui. Fabian e Zielinski si possono alternare. Grazie, Vince. Fabian e Zielinski si possono alternare. Demme mi piace più di Lobotka a volte, però Lobotka ti dà più lancio. Insostituibile per me è Mertens, lo vuoi far giocare punta o sottopunta, però Osimhen mi sta facendo pariare, e allora insostituibile è Insigne probabilmente, perché Politano lo metti Lozano là, però Insigne è più difficile da sostituire. Insomma, non è facile. I gotta go back to work. Statevo buon, Luigi, un bacione, grazie sempre del tuo supporto, dei messaggi mandati a Paolo Del Genio, delle tue anche delle donazioni dappertutto. Grazie. Pasquale D'Ignazio, saluti. Ragazzi, siete ancora 70, io non ho più voce, devo andare a suonare oggi pomeriggio, quindi vi lascio, vi abbraccio, vi ringrazio. Non abbiamo tanto parlato del calendario, ma abbiamo parlato più di mercato, ma era ovvio. Se diamo uno sguardo al calendario, noi dobbiamo affrontare una Juve che speriamo non sia ancora rodata, speriamo che non sia ancora arrivata la punta centrale, magari. Il Genoa non si sa. Voglio 6 punti nelle prime 2 giornate. Voglio 6 punti là. Poi puoi steccare con la Juve, magari un pareggio, e poi se vinci con l'Atalanta, voglio vincere con l'Atalanta. Benevento 1 punto glielo do, ma per carità cristiana. Poi devi vincere col Sassuolo, devi vincere col Bologna, devi vincere con il Milan. Con la Roma un pareggio ci può stare. Ma sto facendo un pronostico che poi dopo me lo segno e vediamo quando giochiamo. Crotone-Napoli devi vincere assolutamente, devi distruggere la Sampdoria, e qua c'è la trappola, Napoli-Sampdoria la trappola. Inter-Napoli 1-1, Lazio-Napoli vince la Lazio purtroppo, una la dobbiamo pure perdere. Napoli-Torino vinciamo noi, Cagliari-Napoli non voglio sapere niente, Napoli-Spezia dobbiamo vincere, Udinese-Napoli dobbiamo vincere, Fiorentina-Napoli pareggio, una cosa così, e l'Hellas ci batte all'andata, ma poi li battiamo noi al ritorno. Vi abbraccio, ciao Lucia. Ciao a tutti. Per quello che chiedono che ha fatto Petagna in breve un sostitutore di Salvini. Pure Salvini mi ero scordato. Vabbè, roba horror che speriamo non dobbiamo più affrontare, ma alle volte è così. Un bacione a tutti quanti, iscrivetevi al canale, lasciate like, vi abbraccio, vi